Nel cuore di Trapani, un sacro rituale culinario rischia di scomparire per sempre. Benvenuti in un viaggio tra le mani dei maestri. Incontriamo gli ultimi maestri artigiani ancora in vita, custodi di una memoria muscolare tramandata da decenni. Questi uomini e donne possiedono il segreto per trasformare la semplice semola in vero oro commestibile. Se questi maestri smettessero di lavorare, con loro svanirebbe un legame secolare con il nostro patrimonio mediterraneo. Riuscite a sentire il ritmo dell'incocciata? Non si tratta solo di cucinare, è una sinfonia manuale ipnotica. Qui il grano incontra un brodo saporito di scorfano ed erbe selvatiche, in un'unione di sapori primordiali. Entreremo nei laboratori segreti della Sicilia per svelare l'antica alchimia del vero couscous di pesce. Dimenticate tutto ciò che sapete sulla pasta in scatola. Questo è un altro mondo, un'altra storia. Il vero couscous di Trapani è fatto da maestri che hanno dedicato 40 anni a perfezionare un unico gesto. Vi sveliamo le tecniche per preservare un'eredità deliziosa e purtroppo in via di estinzione. Osservate l'ipnotica tecnica di arrotolamento manuale. La semola grezza diventa perla. Ogni chicco è una creazione unica, frutto di una pazienza che oggi sembra quasi impossibile. Questo movimento ritmico non potrà mai essere replicato dai moderni macchinari industriali. Perché? Manca l'anima. Per gli anziani maestri, questo processo è una connessione meditativa con i propri antenati. Passiamo all'architettura della ghiotta, la base saporita che darà vita all'intero piatto. Utilizziamo scorfani locali ed erbe raccolte lungo le coste, dove la terra incontra il sale. Il segreto risiede nelle proporzioni tra acqua di mare e spezie per un liquido intenso e aromatico. È un profumo che racconta storie di marinai e mercanti, un profumo che sa di storia. L'ingegneria unica della pentola di terracotta è fondamentale per la cottura a vapore perfetta. Questa non è solo cucina, è scienza. La pignata trattiene il calore e rilascia l'essenza del pesce. I chicchi assorbono l'essenza del pesce mentre cuociono lentamente, diventando morbidi e profumati. La tempistica è cruciale. Ogni chicco deve essere tenero senza mai perdere la sua struttura. E ora il momento sacro, il sigillo. Usiamo una pasta di farina per intrappolare ogni goccia di vapore. Nulla deve uscire. Tutta la forza del Mediterraneo deve restare lì dentro, tra i chicchi. Dopo la cottura, il couscous deve dormire. È il tempo del riposo sotto pesanti coperte di lana. In questo silenzio avviene la magia finale. Il sapore raggiunge il suo apice assoluto. I maestri valutano il successo del piatto solo col tatto e l'olfatto. È un'esperienza sensoriale pura. Qui riscopriamo il valore della pazienza in un mondo che corre troppo veloce verso il fast food. Visitiamo le cucine nascoste di Trapani, dove la passione sfida il passare del tempo. Oggi una nuova generazione lotta per mantenere viva quest'arte in via di estinzione. Questo piatto è un ponte tra l'identità siciliana e quella nordafricana. Un legame di sangue e sale. Condividere questo pasto significa celebrare la nostra fratellanza mediterranea. Ogni boccone è un tributo a chi, per secoli, ha custodito questo fuoco sacro. Preserviamo questo patrimonio prima che i segreti delle mani vadano perduti per sempre. Supportate l'artigianato, perché senza queste mani il nostro futuro avrebbe un sapore molto più amaro. Arrivederci a Trapani.